Pensiero del giorno, venerdì 19 aprile. Andare oltre i difetti degli altri. Migliorare il farsi uno attraverso la misericordia. L'unità deve trionfare. Unità con Dio, unità tra tutti gli uomini. In che modo? Amando tutti con quell'amore di misericordia caratteristico dei primi tempi del movimento. Quando si decideva ogni mattina, tutto il giorno, di vedere il prossimo che si incontrava, in famiglia, in classe, al lavoro, eccetera, ovunque, per vederlo nuovo, nuovissimo, per non ricordare i suoi difetti, le sue mancanze, ma per riscoprire tutto di amore. Amare proprio come suggerisce la parola di vita. Perdonare 70 volte 7. Avvicinarsi a tutti con quella amnistia completa nel cuore, con questo perdono universale. E poi diventare una cosa sola con loro in tutto, tranne che nel peccato. Perché per ottenere quel risultato meraviglioso a cui aspirava l'Apostolo Paolo. Egli diceva: diventare tutto a tutti, farsi uno con tutti, per conquistare il maggior numero di persone a Cristo. Ebbene, se ci facciamo uno con il nostro prossimo, saremo in grado di comunicare il nostro ideale agli altri, aiutati anche da questo perdono. Testo di Chiara Lubick. Parola di vita, aprile 2024. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore.